il Tiene abbiamo Andrea Zanini. Allora, come hai visto la partita? Una partita giocata molto intensa, che è terminata nel migliore dei modi. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, la partita è stata una partita molto combattuta, già dai primi minuti. Sapevamo che era una squadra forte, non per niente Seconda in sono classifica. bravissimo, sono secondi in classifica. Noi siamo riusciti a andare in vantaggio di due reti sopra di loro, però loro sono stati bravi su errori nostri a Recuperare. recuperare. Sì. Continui i ribaltamenti di fronte, come ho già anche parlato prima, bellissima da vedere come spettacolo proprio per il gioco dell'hockey. Non ho visto male anche il secondo tempo del Tiene, che di solito c'è un calo, non l'ho visto male questa volta. Sì, di solito, adesso come hai detto tu, c'è un calo, abbiamo appena recuperato Manda, quindi siamo ancora un po' zoppicanti, però non è un alibi. La partita, secondo un punto di vista, l'abbiamo pareggiata perché abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto su 6 gol che hanno fatto loro, 5 errori, come avevamo parlato appena adesso col mister. In A2 con queste squadre paghi gli errori che Sì, fai. sì, sì, certo. Per esempio c'è stato un Casari spietatissimo perché su 3 occasioni l'ha segnate Sì. tutte e 3 e quindi questo fa molto male, effettivamente è una distrazione, un qualcosa, bisognerà lavorare. Però com'è l'umore, insomma, questo lo spogliatoio, come anche Ah, dopo la vittoria della semifinale, insomma, penso che vi state riprendendo, questa è sì, insomma. un po' alla volta ci stiamo riprendendo, è difficile perché continuiamo a pareggiare, però ce la stiamo mettendo tutta, ogni allenamento Non bisogna neanche essere scontenti di questo pareggio perché con la seconda in classifica. No, 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 infatti non siamo scontenti, siamo un po' amareggiati perché abbiamo un po' pareggiata noi, diciamo, Sì, sì, per colpa sì. nostra. Potevamo portarla a casa. Bene, dai, che dici del tifo che c'era nelle tribune? Molto, molto bello il tifo, Ah, sì, sì, ecco. sì, è stato molto, Esatto, molto esatto. bello. No, 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 c'è un notevole gruppo di fans che vi supporta, dovete stare tranquilli e continuare sulla vostra strada. Ok, Quindi in bocca al lupo a grazie, tutti grazie. voi e alla prossima. Alla Ciao prossima, Andrea, ciao. grazie, grazie. E buonasera a Ciao. tutti voi.